dalla TG Sicilia, le principali notizie. Catania, servono militari contro i criminali. Il sindaco Trantino incontra la premier Meloni e chiede l'intervento dell'esercito. Nostra mini inchiesta sulle reazioni dei catanesi. A Palermo un rider iracheno rapinato e picchiato da una banda in pieno centro. E allo Zen, dietro il susseguirsi di roghi e minacce, la faida per accaparrarsi di una grossa somma. Ancora a Palermo, verso l'archiviazione per suicidio, il caso della morte dell'architetto Onorato, trovato senza vita nel maggio scorso con una fascetta al collo, ma la famiglia continua a non credere all'ipotesi del gesto disperato. Sanità siciliana sempre a rilento, oltre 200.000 prestazioni prenotate mai eseguite. Domani vertice in assessorato regionale, domenica protesta dei 5 Stelle in piazza a Palermo. A Catania, a Librino, gli orti urbani vandalizzati e incendiati e da tempo manca pure l'acqua. Gli ortolani che se ne occupano denunciano nessun intervento del comune. Sempre a Catania, soddisfazione degli ambientalisti per lo stop imposto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa all'ampliamento del porticciolo turistico di Ognina che dicono comprometterebbe l'integrità del borgo. Si chiama Posidonia, la pianta acquatica in bella vista a cumuli al porto di Marinella di Selinunte. Residenti e turisti protestano per il suo odore nauseabondo. Ultimatum del sindaco di Castelvetrano alla regione: basta inerzia, pulizia entro 15 giorni. Calcio per Pippo Inzaghi al Palermo è solo questione di tempo. Il futuro allenatore rosanero deve ancora completare la risoluzione del contratto dal Pisa. Il Catania attende l'arrivo in città di Pelligra per la definizione degli acquisti futuri. Bentrovati, Catania, servono militari contro i criminali. Il sindaco Trantino incontra la premier Meloni a Roma e chiede l'intervento dell'esercito. Presentato il dossier Catania, le proposte ora sul tavolo del governo nazionale. Tonino De Manna. Il dossier Catania è ora sul tavolo del premier Meloni, con la missione romana del sindaco Trantino, che ha consegnato una corposa documentazione su sicurezza, decoro ed infrastrutture. Servono militari contro i criminali, ha sottolineato il sindaco, che ai nostri microfoni precisa: sul tema in particolare della sicurezza, una delle risposte che noi potremmo ricevere è attraverso i militari, che siccome potrebbe anche sembrare in controtendenza rispetto a quello che io a volte ho affermato, non mi parlate più di militari, i militari non hanno un potere di intervento, ma certamente, ho compreso, aumentano la percezione di sicurezza dei cittadini. La presenza dell'esercito sulle strade è più che altro un deterrente. Loro non possono esercitare controlli, ma già il fatto stesso che comunque girino per le strade del centro ha una forte efficacia dissuasiva. Più uomini nelle aree a rischio equivalgono a più controlli, ma servono un'azione decisa ed iniziative concrete, specie contro i parcheggiatori abusivi. Abbiamo immaginato la possibilità di revocare o sospendere il reddito di inclusione a chi esercita l'attività di parcheggiatore abusivo. Ho anche proposto un inasprimento delle sanzioni per i parcheggiatori abusivi che fino adesso sono puniti dal codice della strada con una sanzione amministrativa. Capitolo rifiuti, un'emergenza nell'emergenza che va affrontata cercando di aggirare alcune norme. Io ho chiesto quantomeno il fermo amministrativo, se non addirittura il sequestro dei mezzi che vengono utilizzati che viene utilizzato per l'abbandono dei rifiuti, anche in questo caso la sospensione del reddito di inclusione, considerando che molti sono coloro i quali non possono pagare, quindi la sanzione non avrebbe alcuna efficacia deterrente. Il resto lo dovranno fare i cittadini attraverso comportamenti civili e responsabili. Ma basterà l'esercito? Ha fatto bene il sindaco Trantino a chiederlo? Abbiamo girato la domanda ai catanesi. Ecco gli umori raccolti da Tonino De Manna. Il sindaco Trantino ha detto serve l'esercito per garantire più sicurezza a Catania. Cosa ne pensi? Se lui è cosciente che ha bisogno di esercito, vuol dire ci saranno buoni motivi. Catania è una città sicura? A volte sì, a volte no, dipende dalla... C'è una percezione di sicurezza con la presenza dell'esercito oppure no? Può essere un deterrente. Sì, io sono d'accordo, anche perché ci sono vie del centro che sono proprio, c'è ubriachi,
e anche drogati. Le militari contro i criminali, bene per la sicurezza, no? Qui in Italia, io credo. Basterà l'esercito? Non lo so questo, no, non le so rispondere. Penso che con i controlli qualcosa si ottiene. Gli uomini ci sono e sono anche tanti, ultimamente hanno avuto un ingresso di poliziotti numeroso, quindi basterebbero dei controlli maggiori. Sono d'accordissimo, ma non solo questo, c'è molto di più nascosto, che siamo pesci. Non ho capito. C'è chi entra e possono fare tutto quello che vogliono. Io penso che l'esercito non basterà, ci vogliono altri obiettivi. Non sono di Catania, ma penso che l'esercito serve su tutto il territorio nazionale, non soltanto a Catania. Basterà l'esercito? Speriamo. Intanto anche oggi a Catania un posteggiatore abusivo ha minacciato un turista, questa volta ungherese, che si rifiutava di dargli 5 euro per il parcheggio dell'auto in una strada pubblica e gli ha urlato "No money, io rompere macchina", mimando il gesto di mandare in frantumi il finestrino battendo forti colpi sulla vettura. Pronto l'intervento degli agenti che hanno arrestato l'abusivo, denunciandolo anche per ricettazione di un telefonino che aveva rubato. Giorno dopo giorno la violenza dilaga anche a Palermo. Un rider iracheno di 32 anni è stato rapinato e picchiato da una banda in via Macheda, in pieno centro. E allo Zen, dietro roghi e minacce, ci sarebbe lo scontro per accaparrarsi di una grossa somma di denaro. Marco Gullà. Ancora violenza, ancora pestaggi nel centro storico di Palermo. Un rider di 32 anni d'origine irachena è stato pestato a sangue da una banda di oltre 10 giovani per sottrargli la bicicletta e le mance delle consegne a domicilio. L'uomo è stato colpito a pugni e calci in via Macheda, nei pressi di piazza Bellini, rimanendo ferito sull'asfalto. Un attimo prima di essere aggredito aveva soccorso un suo connazionale che a sua volta era stato coinvolto in una rissa tra extracomunitari. Sembra che la banda sia la stessa che commette atti vandalici e scippi sull'isola pedonale di via Macheda. Un episodio che si aggiunge al rosario di violenza che ormai ha travolto il cuore di Palermo, ma la violenza dilaga anche in altre zone del capoluogo, come allo Zen. Dietro roghi, risse e sparatorie degli ultimi 2 mesi ci sarebbe una richiesta economica che si aggirerebbe intorno ai 200.000 euro. La faida si starebbe consumando tra 2 famiglie che sarebbero legate, una al business dello smercio degli stupefacenti, l'altra alla gestione dei locali, richiesta di tanti soldi che però sarebbe stata respinta e il rifiuto avrebbe inasprito sempre più gli animi già tesi per via di una rissa sfociata in accoltellamento. Una violenza che qualche giorno fa ha portato anche al tentato omicidio di un uomo sfuggito all'incendio di una baracca dove viveva. Il femminicidio di Castelvetrano: saranno effettuate giovedì le autopsie sui corpi di Mary Bonanno e Francesco Bonanno, l'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. La coppia è stata ritrovata, ricorderete, senza vita nella propria abitazione in via 4 Aprile Campagna. Infermiere all'ospedale Villa Sofia di Palermo ha ucciso la moglie e poi si è suicidato lanciandosi dal 3° piano all'interno di un cortile. Intanto la comunità partecipa al dolore dei familiari. Domani, con inizio alle 21, si terrà Mary nel cuore, insieme per dire basta, una fiaccolata in memoria della donna e contro i femminicidi. A Palermo va verso l'archiviazione il caso della morte dell'architetto Onorato nel maggio scorso, ma la famiglia continua a non credere all'ipotesi del suicidio. Lorena Dolci. Sulla fascetta elettrica usata per strangolarsi ci sono solo le sue impronte. In auto era tutto in ordine, lo specchietto retrovisore a posto, gli occhiali nel taschino della camicia. Impossibile che qualcuno da dietro lo abbia strangolato. Il responso della polizia scientifica non lascia dubbi. L'architetto Angelo Onorato si è suicidato scegliendo quella modalità atroce, quel posto alla vecchia circonvallazione di Palermo, quel giorno, il 25 maggio dell'anno scorso. Il caso va verso l'archiviazione, ma manca un perché.
c'è. È per questo che la famiglia continua a non credere alla tesi del suicidio. La moglie, l'ex europarlamentare e vicepresidente dell'ADC, Francesca Donato, non si rassegna e si prepara a chiedere nuovi accertamenti. Cosa gli sia successo veramente resta ancora avvolto nel mistero, dice, ma tutto fa pensare ad un omicidio. Il giallo si nasconde nei dettagli. Le impronte fuori dall'auto, un'altra fascetta abbandonata, ma le telecamere prima e dopo il luogo della morte non inquadrano nessuno, anzi ci dicono che quel giorno Angelo Onorato arriva da solo. Una prima volta rimane fermo qualche minuto, poi riparte, torna, infine mette in atto il gesto. Dal cellulare, dal computer, dalle sue agende non è emerso nulla che possa spiegare un gesto così disperato. C'è solo una lettera che l'architetto Onorato aveva dato ad un amico dicendogli: se succede qualcosa consegnala a mia moglie. In un passaggio scriveva: c'è gente che mi vuole male. Ma i termini per le indagini sono agli sgoccioli e il magistrato sta per depositare la richiesta di archiviazione per l'ipotesi di istigazione al suicidio. Voltiamo pagina, sanità siciliana sempre a rilento, oltre 200.000 prestazioni prenotate e mai eseguite, 200.000. Domani vertice in assessorato regionale, domenica protesta dei 5 Stelle in piazza a Palermo con Conte. Servizio di Luca Ciliberti. Sanità siciliana di nuovo in allarme, ci sarebbero circa 200.000 prestazioni da espletare, liste d'attesa che si allungano nuovamente, ricoveri ed esami prenotati e non ancora eseguiti che mandano in tilt la macchina e che domani saranno oggetto di un vertice in assessorato alla sanità, come confermano da Piazza Zino a Palermo. Sembra che alcune strutture territoriali, dopo un'accelerazione avvenuta nel 2013, abbiano abbassato la soglia di attenzione. Sulla questione delle liste d'attesa si era interessato personalmente il presidente Renato Schifani, che oltre a reperire risorse ha sollecitato un monitoraggio dei vertici delle ASP, i cui manager hanno per contratto di mettere in atto soluzioni per velocizzare lo smaltimento delle prestazioni da espletare. Noi chiediamo una cosa chiara ai manager dell'ASP. Hanno firmato un contratto dove promettevano e si impegnavano per abbattere le liste d'attesa sulla sanità. Tutto questo ad oggi non è stato fatto. Allora chiediamo le dimissioni e che il presidente Schifani intervenga sui manager dell'ASP. Sul tema delle liste d'attesa è intervenuto il Movimento 5 Stelle all'Ars, richiamando una legge del 1998 mai applicata. In sostanza, quando il servizio pubblico non è in grado di garantire la tempistica indicata nella prescrizione, il cittadino ha la possibilità di fare gratuitamente visite ed esami nel pubblico, in regime intramurario o nel privato, pagando solo il ticket, e nemmeno quello se il richiedente è esente. Tutto sarebbe a carico della regione, che dovrebbe rimborsare ai cittadini le somme eventualmente anticipate. La procedura di rimborso però risulterebbe particolarmente farraginosa, perché i CUP, quindi le strutture pubbliche, dovrebbero rilasciare un'attestazione formale dell'impossibilità di prenotazione. Il governo regionale ci ha risposto che questa legge è di difficile applicazione. Nulla è difficile se c'è la volontà politica. Sulla sanità il Movimento 5 Stelle scenderà in piazza domenica prossima a Palermo. Parteciperà alla manifestazione anche il presidente Giuseppe Conte. Anche a Catania, come in molte altre città, ieri pomeriggio si è svolta una manifestazione, la vedete, di solidarietà all'equipaggio della Madeleine di Freedom Flottiglia, partita il primo giorno dal porto di Catania con cibo e medicinali destinati alla comunità palestinese e sequestrata dall'esercito israeliano con 12 attivisti a bordo, tra i quali Greta Thunberg. A invocare la liberazione dei sequestrati è stata la rete dei catanesi solidali con il popolo palestinese, si chiamano così, si è riunita in piazza Assesicoro, come avete visto, e poi ha sostato davanti alla prefettura a Catania ieri pomeriggio. Sempre a Catania, nel quartiere del Librino, gli orti urbani vandalizzati e incendiati, e c'è anche un paradosso, manca pure l'acqua. Da tempo gli ortolani che curano i piccoli fazzoletti di terra denunciano. Abbiamo chiesto gli interventi al comune, ma siamo stati abbandonati. Giusy Lazzara. Qui è tutto bruciato, che impressione le fa? Io già l'ho guardato dal balcone, mi faceva un'impressione, questo fuoco che non finiva mai. È una cosa terribile. Abbiamo chiamato i pompieri purtroppo non possono entrare qua e non sapevano cosa fare, dove entrare. Purtroppo è preso tutto quanto a fuoco e siamo qua. Sono stati il primo a arrivare qua e non sapendo cosa fare, con il rischio di bruciarmi. Ero io e mio figlio. Io penso che sicuramente è stato doloso. Le fiamme hanno distrutto tutto, piante, alberi e fiori, coltivati, curati e fatti crescere dai 72 ortolani che nel quartiere di Librino a Catania da anni hanno realizzato questa oasi di pace. Da tempo però si combatte con gli atti di vandalismo la mancanza d'acqua.
Siamo in quest'orto delle donne, ma vedo qui bidoni, perché? Noi abbiamo una città, cioè non è che possiamo sempre tirare l'acqua da casa nostra fino a qua sopra, arriviamo avveliti. Chiedevo al sindaco, al prefetto, che l'anno scorso in agosto abbiamo montato una PEC e non ci avete neanche risposto. Noi siamo buoni, siamo bravi, ma attenzione, riusciremo a fare un po' di casino. E dire che il bando di democrazia partecipata voluta dal Comune di Catania per riqualificare l'area era stato vinto dal quartiere di Librino proprio per rendere più belli gli orti urbani. La priorità è la manutenzione innanzitutto, come in tutto il quartiere, ma soprattutto qui. Dopo 2 anni sono venuti una mezz'oretta, hanno fatto questo sbancamento così, non si capisce perché. Nel frattempo questi anziani ortolani se ne vanno sotto il sole con i loro bidoni d'acqua. Da Librino a Ognina, soddisfazione degli ambientalisti per lo stop imposto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa all'ampliamento del porticciolo turistico. Un sito storico importante, oggetto anche di un piano di rigenerazione del Comune. Lorena Dolci. Esultano gli ambientalisti che avevano presentato uno dei ricorsi, ma anche il circolo canottieri, i cittadini di Ognina e con loro tanti catanesi. Il borgo marinaro, entrato nel mito come approdo di Ulisse, per ora è salvo. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha imposto lo stop ai lavori per il porticciolo turistico privato, ribaltando la decisione del TAR che aveva rigettato i ricorsi contro il progetto di ampliamento della concessione alla società Tortuga. 2000 metri quadri con pontili galleggianti e nuove banchine. L'organo di Giustizia Amministrativa punta il dito contro la soprintendenza che dava via libera ai lavori pur sottolineando la valenza storica di Ognina, un sito risalente all'VIII secolo a.C., un parere contraddittorio che presenta difetto di motivazione e di istruttoria, insomma illogico secondo il CGA. E poi c'è una novità di cui tenere conto, il progetto di rigenerazione urbana avviato dal Comune di Catania, un investimento da 15 milioni di euro che prevede l'abbattimento dell'attuale ponte e una nuova prospettiva verso il mare. Così tutto si ferma in attesa dell'udienza pubblica ancora da fissare. Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato, dice Viola Sorbello, presidente di Lega Ambiente Catania. Non si può ignorare la valenza millenaria di Ognina per favorire un ampliamento che comprometterebbe l'integrità del borgo. Confermate le mie perplessità, dichiara Giuseppe Marano, deputata regionale del Movimento 5 Stelle e il vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio dell'ARS. Lo stop servirà a fare i dovuti approfondimenti che a suo tempo avevo chiesto. Cumuli di posidonia al porto di Marinella di Selinunte. Protestano residenti e turisti per l'odore nauseabondo che emana. Il sindaco intima alla regione: rimuovetela entro 15 giorni. Vediamo di che si tratta con Laura Spanò. Residenti e turisti di Marinella di Selinunte sul piede di guerra a causa dell'odore nauseabondo emanato dalla posidonia depositata sulla banchina in attesa di essere trasferita. Così il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini ha firmato un'ordinanza che intima l'assessorato regionale alle infrastrutture a rimuovere entro 15 giorni la posidonia che è stata accatastata sulla banchina del porto dopo i lavori di dragaggio. I lavori che si stanno effettuando sono stati appaltati dall'assessorato regionale con un intervento di 200.000 euro. La draga marina ha tolto parte della posidonia che si era accumulata sul fondale del porto e in via temporanea è stata depositata sulla banchina in attesa di essere trasferita, ma ad oggi è rimasta lì. Il primo cittadino, proprio per questa grave inerzia da parte dell'assessorato, ha disposto che la stessa regione proceda entro 15 giorni alla rimozione dei materiali nel pieno rispetto dell'ambiente e a tutela soprattutto della salute pubblica. Nel caso in cui questo non avverrà, il Comune interverrà in via sostitutiva della regione, addebitando i costi della rimozione all'ente. A Messina, in tribunale oggi, prima udienza per il fallimento dell'ACR, l'associazione calcio. La difesa della famiglia Sciotto ha chiesto l'avvio di uno strumento per il salvataggio in extremis. Francesco Triolo. È iniziata questa mattina la partita della liquidazione giudiziaria dell'ACR Messina. Nella prima udienza per il fallimento del club, i legali della famiglia Sciotto, gli avvocati Giampiero Picciolo e Giuseppe Cicceri, hanno presentato al giudice Daniele Madia la richiesta per quello che tecnicamente si chiama strumento di regolazione della crisi. Ha contestato ovviamente integralmente l'istanza di liquidazione avanzata dalla Procura, producendo una serie di documentazioni relative all'attuale situazione della società e
ha chiesto al Tribunale di valutare questa richiesta. Il Tribunale il giudice si è riservato di riferire al collegio e nei prossimi giorni avremo una risposta da parte del Tribunale. Si tratta di un'istanza generica alla quale verrà dato contenuto in seguito e che nella pratica potrebbe essere un concordato in bianco. Nel corso dell'udienza, dove per la procura che ha presentato istanza di fallimento c'era il sostituto Fabrizio Monaco, è stato presentato inoltre l'elenco dei creditori sino ad oggi. Il giudice adesso riferirà al collegio e una decisione potrebbe arrivare entro la fine della settimana e c'è da capire quale sarà il futuro della società anche sul campo. Nell'istanza abbiamo fatto riferimento ad una possibile continuità con il passato. Insomma, il club potrebbe continuare la sua attività iscrivendosi alla Serie D con almeno 14 punti di penalizzazione, una situazione che complicherebbe le altre ipotesi di rinascita del calcio messinese che si stanno valutando in questi giorni. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, ancora qualche giorno d'attesa per il sì di Inzaghi a Palermo e a Catania. Domani arriva Pelligra per gettare le basi della prossima stagione. Subito dopo l'editoriale, vi aspetto tra pochissimo. Calcio il Palermo e Pippo Inzaghi, un matrimonio che sa da fare, ma che ha bisogno di qualche giorno ancora per essere celebrato. A Catania, attesa per l'arrivo del presidente Pelligra. Marco Gullà. Questione di tempo, nessuna frenata. Il Palermo, Pippo Inzaghi e il Pisa. Continua il tira e molla per liberare l'allenatore che ha già detto sì alla proposta del club rosanero, ma che prima però deve risolvere il contratto con il Pisa. A sua volta, dopo il no di Vignato al trasferimento in Sicilia, il club nerazzurro per lasciare andare Super Pippo vorrebbe un indennizzo economico. Il Palermo non si tirerà indietro e pur di avere Inzaghi pagherà il Pisa, che quindi poi darà l'ok per liberare il suo allenatore, che avrebbe altri 2 anni di contratto. Insomma, nessun intoppo irreversibile. Alla fine il matrimonio si farà. Catania, questa settimana è atteso in città il presidente rosazzurro Rosario Pelligra, il quale dovrebbe arrivare in compagnia di David Tucker, membro del CDA rossazzurro. Pelligra darà indicazioni sul programma da seguire per la campagna acquisti. 6 o 7 giocatori dovrebbero rappresentare l'ossatura nuova dell'organico che non sarà rivoluzionato. Su Torre del Grifo, Pelligra attende la data dell'asta pubblica a rialzo per comprendere se i 4 milioni e 50 mila euro possono bastare per aggiudicarsi la struttura o se ci saranno altri competitor che potranno intervenire soltanto nell'arco dei 30 giorni a partire dallo start stabilito dal Tribunale Etneo. Trapani, dopo alcune settimane complicate, il club granata prova a lasciarsi alle spalle le incertezze e si proietta verso la nuova stagione, la seconda dell'era Antonini in Serie C. Il club granata ha infatti completato l'iter per l'iscrizione al prossimo campionato, superando non poche difficoltà legate alla vicenda dei presunti crediti d'imposta fittizi che ha portato alla penalizzazione di 8 punti da scontare nel torneo in arrivo. La linea difensiva resta chiara, il Trapani si considera parte lesa e intende dimostrare la propria buona fede. Come avete sentito, buona parte dell'opinione pubblica catanese accoglie con un sospiro di sollievo la richiesta del sindaco trentino alla presidente Meloni di inviare l'esercito a Catania per placare il sentimento di insicurezza diffuso in città e che noi con il nostro TG costantemente documentiamo, dall'omicidio a coltellate in piazza Mancini Battaglia allo scandalo di Corso Sicilia, sprofondato in ampie zone in una specie di Bronx con i parcheggiatori abusivi che spadroneggiano, fino agli incendi degli orti di Librino, l'abbiamo raccontato poco fa, che sono rimasti da tempo pure senza acqua. Non c'è nessuna ispirazione autoritaria in questo, la gente ha semplicemente diritto di andare in giro, libera, senza paura, a qualunque ora, ovunque. Le pattuglie dei soldati, in funzione di deterrenza, non di polizia, risolverebbero il problema, almeno in questa fase di emergenza, come del resto succede in altre metropoli europee. Piuttosto ci meraviglia il fatto che un'analoga richiesta non l'abbia ancora fatta il sindaco di Palermo La Galla. Sono mesi che raccontiamo le risse, le aggressioni nel capoluogo, fino a poco fa. Niente.
Eppure le proteste di commercianti e cittadini palermitani per collocare presidi fissi in centro, nei quartieri, contro faide, teppisti violenti, spacciatori. Le raccontiamo anche queste quasi ogni giorno ormai, ma non succede niente. Una soluzione forse l'ha suggerita Il Punto sabato scorso. In base all'articolo 31 dello statuto della nostra regione, il presidente Schifani potrebbe esercitare le funzioni di ordine pubblico attraverso la Polizia di Stato e così intervenire nelle città dove non si fa nulla contro la violenza diffusa. È un'altra possibilità. Adesso un'ultima parola su Catania. Quando le pattuglie dell'esercito contribuiranno a rendere più sicura la città, perché non definire questa mobilitazione straordinaria Operazione Santo Re? Lui, vittima innocente di una violenza cieca, incomprensibile. Possiamo ricordarlo anche così. Il suo sacrificio non è stato inutile. Una città rassicurata ne conserverebbe la memoria a lungo. Ci fermiamo qui, appuntamento alle 20. Grazie e buon pomeriggio.